Io sono Cristiano Cani, insegno ballo tradizionale ormai da una decina d'anni, sono appassionato di Sardegna in generale e vorrei iniziare il mio intervento con questa slide. Sono sicuro che tutti quelli in questa sala non diranno mai che la foto del 2008 è migliore di quella del 2019. Sono straconvinto. Ero più giovane, ma per forza. Tutto quello che ha detto Andrea fino adesso io l'ho applicato cercando di capire quando nel 2008 mi hanno vestito in questo modo, perché io non ne capivo niente. Mi hanno messo addosso questa cosa che, se vedete, mi manca una benda nell'occhio, sembro un pirata. Vi dico solo che il ricamo della camicia era attaccato a nastro biadesivo. Questo oggi io lo ritengo un qualcosa di scandaloso, però è giusto che io vi faccia vedere questo, perché tutti sbagliamo. Non c'è nulla di male nel commettere errori. Semplicemente basta mettere, come dico io, sedere sulla sedia e studiare, fare ricerca, e si può arrivare a quello che vediamo nella seconda foto, che, badiamo bene, non è il termine di un ragionamento, è semplicemente una delle fasi in cui si continuerà a lavorare e a migliorarsi sempre di più. Questo è il motivo per cui io, nella mia passione, che è quella del ballo tradizionale, ho voluto fare ricerca e ho voluto capire un po' meglio quello che stavo facendo. E adesso vediamo, facciamo un piccolo viaggio nell'arco di un secolo per capire come è stato modificato, come si è evoluto il ballo dai primi del Novecento a oggi. In passato ciascuna zona aveva i propri balli, i propri passi. Quando si ballava in occasione delle feste religiose, delle feste comandate, per carnevale, manifestazioni pubbliche particolari, ma anche occasioni private. E i luoghi del ballo erano i cortili privati delle case, nel caso appunto dei balli in occasioni private, o savrazze ballos, oppure i luoghi deputati all'interno del paese per, a seconda dell'evento religioso o altro, che venivano deputati per il ballo. Qua abbiamo due bellissime foto. La prima, questa di destra, un ballo del 1905 organizzato a Sestu in una casa privata per l'arrivo in paese del pittore e poeta romano Cesare Pascarella, con i suonatori di launetas al centro dei ballerini, e un'altra foto circa 50 anni dopo a Gesturi, dei balli in Piazza Egresia, con un bellissimo cerchio di ballo campidanese anche qui, con già una differenza, dove vediamo che il suonatore non è più al centro, ma è su un palco e sta suonando fuori dal cerchio. Poi vedremo perché. Ancora, il ballo poteva essere accompagnato con la voce, quindi col canto a tenore o a voce sola, particolarmente oggi nell'area centrale della Sardegna, ma probabilmente in passato questo avveniva da tutte le parti. Oppure con l'accompagnamento degli strumenti tradizionali, quindi le launetas in primis, o tutti gli altri strumenti tradizionali, ai quali poi si affiancarono in epoca spagnola la chitarra, e poi, come ha detto benissimo prima Andrea, l'avvento a fine dell'Ottocento dell'organetto diatonico e della fisarmonica. Ricordiamoci che l'organetto viene perfezionato da Paolo Soprani nelle Marche intorno al 1870, e già nel 1885 abbiamo testimonianza a Ghilarza di un organetto. Questo ce lo dice Marcello Marras, un antropologo, che ha trovato diversi documenti a Ghilarza, in questo documento in particolare della sala di lettura di Ghilarza, che chiedeva un suonatore di organetto che proveniva da Scalo Montiferru nel 1885. Quindi in pochissimi anni l'organetto è arrivato in Sardegna. Qua vediamo altre due belle foto. La prima
questa sinistra degli anni 30 abiti un bellissimo ballo tundu con l'accompagnamento del tenore, e l'altra foto, sempre degli anni 30, a Perdagius, un ballo campidanese di uomini in questo caso, dove c'è già un organetto e non le launeddas. Solitamente si ballava in cerchio, anzi, quasi sempre si ballava in cerchio. Tutti i viaggiatori dell'Ottocento e del Novecento che descrivono la Sardegna hanno un'attenzione particolare verso il ballo. Lo chiamavano il ballo nazionale dei sardi e lo chiamavano il ballo tondo. In qualsiasi posto della Sardegna si eseguiva il ballo tondo, con qualche rara eccezione. Queste eccezioni erano solitamente fatte a Carnevale, dove si facevano delle serpentine, penso ad esempio ai balli del Gocceano su Curre Curre o Ballo Currende. Ma ci sono anche qui, in queste due foto, due piccole particolarità. Questa foto del 56 è un ballo auriano, un cerchio quasi perfetto direi, ma vediamo che al centro del cerchio ci sono delle coppie di ballerini, di maschi, che ballano a mo' di passeggiata. Abbiamo il tenore che canta, ma abbiamo anche qua un suonatore di organetto, e qua probabilmente un altro tenore che potrebbe alternarsi a quello che sta cantando adesso. Altra particolarità, a Busacchi ad esempio Sannanza, la danza di Busacchi, si balla in linea. Esistevano delle regole non scritte nel ballo, come qual era l'ingresso al ballo, come era regolato, qual era la presa delle mani in rapporto all'uomo e donna, qual era il comportamento durante le danze. Esistono un'infinità di documenti di archivio di condanne penali causate dai balli, omicidi, ferimenti, risse. All'epoca il ballo si apprendeva in piazza, quindi la scuola del ballo era la piazza, e poi esistevano organizzazioni dei balli. Ad esempio i Sozios di Scarrasegare nel Nuorese ancora oggi si organizzano i balli nelle cantine ad Orgali. E Sazerachia, che era quel contratto con cui si assoldava un suonatore di launeddas per tutto l'arco dell'anno, questo soprattutto in area campidanese. E a questo proposito non ho trovato niente purtroppo su San Rocco, ma ho trovato qualcosa vicino a Capoterra. Grazie al dottor Carlo Pillai, ex direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari, che ha fatto tantissime ricerche anche per quanto riguarda i balli tradizionali, abbiamo questa notizia del giugno del 1851 a Capoterra, dove era sorta una disputa dei pubblici balli che si tennero in Sabbia Manna. E qui già ci sta dicendo un'informazione che i balli a Capoterra si tenevano nella strada principale. Perché il giovane Fisio Congiu aveva ordinato allo zamponiaro Giuseppe Boi di suonare come era in obbligo. Perché in obbligo? Perché esisteva un contratto al posto di un estraneo che stava annoiando gli astanti, mentre un certo Michele Pinna, appartenente alla categoria dei coniugati, si era opposto. Si noti che il Boi era contrattualmente obbligato appunto a suonare le leonellas per i giovani. Erano i giovani non sposati che si quotavano per assoldare il suonatore. Ed esistevano anche delle more, nel senso che se il suonatore si ammalava aveva solo un paio di giorni in cui si poteva ammalare, se superava questi giorni gli veniva decurtata una parte della paga e così via. Non poteva andare a suonare in altri paesi, se non eccezione per la festa patronale del suo paese, eccetera. Ripeto, non ho trovato niente riguardo, ma perché semplicemente non ho avuto il modo di andare a cercare, però abbiamo qua una bellissima foto del 33 di Ugo Pellis di San Rocco, di un suonatore di leonellas, quindi ce lo confermate. Quindi se esiste un suonatore di leonellas, a Capoterra c'era la Sazerachia, sicuramente anche qua c'era la Sazerachia. Andiamo a vedere un po' più a livello scientifico come era il ballo in passato. Secondo l'antropologia della performance di Victor Turner, un antropologo, il ballo in passato veniva considerato come un fenomeno liminare, dove la parola chiave era la parola dovere. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che questo fenomeno era un fatto a livello percettivo in cui appartenenti a quelle società chiamate arcaiche, che tendevano a ritualizzare questi fenomeni. In pratica cosa succedeva? Che, come abbiamo detto prima,
Il ballo era un momento fondamentale della vita sociale di una comunità. Perché? Perché era l'unico momento in cui ci si poteva approcciare a una donna. Non c'era tanto tempo libero all'epoca. L'uomo aveva le sue faccende, la donna le altre, quindi l'unico momento disponibile era il ballo. Secondo però tutte quelle regole non scritte, che variavano da paese a paese. Quindi cosa voleva dire questo? Che ci si sentiva quasi obbligati a partecipare al ballo. Chi non partecipava al ballo erano le persone escluse dalla società, e quindi erano i carcerati, i malati, le vedove. Quindi ecco perché ci si sentiva in dovere di partecipare, anche se non si ballava, ma presenziare, perché si voleva dire far parte di quella comunità. Il ballo all'epoca era assolutamente una cosa seria. Oggi è diverso. Oggi non è più un fenomeno liminale, ma è un fenomeno liminoide. Cosa significa questo? Che tende al liminale, ma è diverso. Perché è diverso? Perché innanzitutto appartiene oggi a una società, chiamiamola post-industriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che aumenta il tempo libero, la tecnologia ci regala il tempo libero. Noi non abbiamo più solo quel momento, ma abbiamo tanti momenti, tanti svaghi. Quindi possiamo scegliere di ballare, ma posso scegliere di starmene a casa a guardare la TV, posso andarmene al cinema, mi posso fare una passeggiata. Quindi il ballo diventa una di queste tante cose che possiamo fare. Ecco quindi che sì, balliamo magari nello stesso modo di come si ballava prima, ma con una mentalità diversa. Ecco cosa cambia. Cambia la mentalità, cambia la società. E questa è una cosa importantissima. Quindi assolutamente c'è una reinterpretazione del ballo anche a livello inconscio, senza neanche pensarci. Primi cambiamenti, come ha già detto Andrea, il fascismo, ma l'importanza dell'arrivo in Sardegna dei balli civili. I balli civili ci sono sempre stati ed erano i balli delle classi nobiliari, già in epoca pisana, spagnola, sabauda. Abbiamo delle notizie a metà del Settecento dei gremi di Cagliari che organizzano dei balli per i matrimoni di Casa Savoia. E cosa organizzano? Organizzano la danza delle spade, organizzano la danza dei mori, balli che il popolo guardava, perché allo stesso tempo questi gremi organizzavano anche i balli per la piazza, quindi chiamavano i suonatori di Lamedas. C'era una differenziazione. E all'epoca il popolo non ballava i balli civili. Quando è che arriva questo cambiamento? Quando i balli civili si trasformano da balli di elite a balli per tutti. Valzer, polka, mazurka, eccetera. Piacciono di più, c'è un approccio diverso, posso toccare la donna, mentre prima al massimo con la mano. Ed ecco, vediamo qua una foto della seconda metà del Novecento a Sadari, in una festa campestre, dove si balla un ballo che sicuramente non è sardo. Lo vediamo dall'approccio, può essere un valzer probabilmente. Il fascismo, come ha detto Andrea, fa un cambiamento quasi radicale. Voi per tutte quelle cose che ha detto Andrea prima, ma voi anche perché era l'ideologia fascista che tendeva a essere tutti uguali, a levare quello che era l'antico, perché l'Italia doveva essere moderna. Quindi buttiamo via tutto quello che era da nascondere e teniamo solo quello che è possibile far vedere. I primi Sant'Efisio, i video di Sant'Efisio dell'Istituto Luce di quell'epoca ci fanno vedere già divise, tutti con l'abito di gala, come ha detto Andrea prima. Dopoguerra nascono i gruppi folk, negli anni 60 arriva il turismo, non sto a ripeterlo, nasce città degli spettacoli folli, nasce appunto quindi l'esigenza della spettacolarizzazione. Qua vediamo altre 3 immagini interessanti. La prima anni 20 a Cagliari, probabilmente per l'arrivo dei reali, un ballo organizzato per loro con diversi gruppi, diverse persone di diversi paesi che ballano. Al centro abbiamo un bellissimo ballo per Sant'Antonio a Busacchi nella metà degli anni 50, dove c'è la gente. Ricordiamoci che a Busacchi ancora oggi un centinaio di donne veste ancora quotidianamente l'abito tradizionale, e qui lo vediamo benissimo in questa foto, anche di 50 anni fa, con probabilmente un primo nucleo del gruppo folk che balla attorno al suonatore. Altra foto, 1956, 300ª sagra di Sant'Efisio, gruppo nuorese che balla all'anfiteatro romano già facendo solo coreografie.